Buon pomeriggio a tutti, io sono Enrico Pugeddu del Polo Tecnologico di Pordenone, sono qui anche con il direttore del Polo Tecnologico Franco Scolari, vi do il benvenuto in questa seconda giornata della settimana delle start-up, che è un'iniziativa che è promossa dall'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Ditedi, il Polo Tecnologico, Friuli Innovazione e Unicorn Trainers Club. Perché questa iniziativa? L'agenzia ha raccolto nei mesi precedenti il fabbisogno da parte delle imprese del territorio, le imprese strutturate, di conoscere le start-up, il sistema delle start-up innovative regionali per creare nuove collaborazioni e individuare nuovi scenari di collaborazione appunto in ottica di open innovation. E quindi diciamo, questa iniziativa va proprio su questo filone anche per diciamo, far conoscere più in generale tutto il sistema delle startup innovative ai potenziali interessati della regione. Oggi conosceremo 3 startup che sono Skyproxima, una startup innovativa che realizza dei sistemi di volo a guida remota, sviluppando appunto delle soluzioni customizzate per diverse tipologie di clienti e di settori. Vedremo poi LIM che ha diciamo, sviluppato un nuovo sistema di illuminazione indoor attraverso dei prodotti di illuminazione mobili, adattivi e intelligenti. E poi conosceremo Mobile Bridge, che invece sviluppa delle soluzioni software per supportare le aziende, in particolare manifatturiere, nel processo di trasformazione digitale. 2 parole su come procederemo oggi dal punto di vista operativo. Ciascuna startup avrà 7 minuti di presentazione, dopodiché avremo uno spazio di approfondimento di 3 minuti dove sarà possibile porre delle domande. A questo proposito vi chiedo di utilizzare la chat pubblica per porre le vostre domande, che io leggerò e poi sottoporrò alle startup. Alla fine delle 3 presentazioni verrete dislocati in 3 diverse room, ciascuna destinata a una startup, a seconda della preferenza che avete espresso nel form di registrazione. Nel caso in cui non lo abbiate fatto, vi chiedo al termine della presentazione di ciascuna startup di andare nella barra sotto il video, partecipanti, e cliccare Yes. In questo modo noi capiremo appunto la vostra preferenza e vi dislocheremo poi automaticamente nelle varie room. Quindi mi sembra di aver detto tutto, quindi partiamo pure con la prima startup, che è Skyproxima. Raccomando ai relatori il rispetto dei tempi, quindi 7 minuti. Presenta Daniele Gulic. Prego Daniele. Buonasera a tutti, grazie per l'occasione di presentare ovviamente la nostra startup che si inserisce in un contesto industriale, come vi farò vedere, e soprattutto vi darò indicazioni su cosa stiamo sviluppando e come ci stiamo muovendo dal punto di vista operativo. Ditemi se vedete la presentazione, se posso iniziare. Sì. Benissimo. Allora, il problema è sorto dal fatto che abbiamo comunque delle soluzioni, soprattutto nell'industria aerospaziale, presenti ovviamente sul mercato nazionale, ma sono dei grossi player che operano a livello internazionale e di conseguenza hanno sicuramente delle problematiche collegate alla loro elasticità nel gestire progettazioni specifiche. Noi allora abbiamo pensato di inserirci proprio in questo contesto per poter dare delle soluzioni non consumer ma di carattere industriale che potessero abbracciare ovviamente la componentistica meccanica, elettronica e software, in modo tale da agevolare il cliente finale a scegliere e a gestire le loro necessità con estrema certezza e sicurezza.
E la nostra offerta sul mercato è abbastanza ampia, poiché avendo la possibilità di creare il tutto all'interno del nostro contesto industriale, possiamo veramente coprire tutta una serie di settori e di servizi, come vedete qui in questa slide. Oltre ovviamente ai servizi specifici che possono andare dalla gestione della sicurezza autostradale al controllo delle infrastrutture, delle grandi infrastrutture e alle attività anche di manutenzione in altezza, ovviamente ci poniamo il problema della formazione e ovviamente la progettazione a tout court dei sistemi che andiamo a mettere sul campo. Le nostre sedi operative sono dislocate su Trieste, che rappresenta la sede legale. Il nostro plus è dato dal fatto che abbiamo la sede industriale all'interno di un aeroporto, che è l'aeroporto di Gorizia, mentre la sede di sviluppo prototipale è presente a Mogliano Veneto. Le abbiamo separate per mantenere soprattutto la segretezza di sviluppo. E da poco abbiamo avviato e attivato una sede commerciale all'interno di un acceleratore di impresa che si chiama Le Village di Crédit Agricole proprio a Milano, dove sono oggi attualmente. Vi faccio vedere alcuni dei prototipi che sono in TRL7 che stiamo sviluppando. Questo è il nostro sicuramente elemento di punta, in quanto è un velivolo, un aeroplano che ha delle doti particolari, nel senso che può riuscire a volare 24 ore continuative. Abbiamo un RoboArm, un drone con braccio robotico per operare ad altezza e poi per gestire tutta una serie di operazioni e manutenzioni. Il Vector Emergency, per il quale faremo una sperimentazione a Torino a novembre, sarà il primo velivolo che gestirà una connessione diretta tra ospedali e quindi approvato anche da ENAC. E il Blue Drone che invece comporta una soluzione operativa per l'ambito marino. Può atterrare, può decollare in acqua, ma può gestire tutta una serie di operatività in condizioni molto estreme. I nostri sistemi di controllo sono super avanzati, non parliamo del semplice telecomando, ma parliamo di una stazione operativa con capacità di visione e di operatività di sistema avanzato. La concorrenza attuale ovviamente ci mette in una situazione tale da dire che siamo un integratore, un sviluppatore, un integratore di soluzioni che attualmente sul mercato internazionale non esiste, poiché il più delle volte abbiamo delle aziende concentrate sulla parte software, aziende concentrate sulla parte di sviluppo meccanico e elettronico, ma la combinazione delle due è molto difficile attualmente trovarla. Ovviamente sul mercato nazionale non esiste, ma sul mercato internazionale non ci sono concorrenti di questo tipo. I nostri valori ovviamente sono rappresentati dal fatto che abbiamo un laboratorio prototipo, abbiamo l'integrazione blockchain e biometria. L'intelligenza artificiale è un elemento assolutamente presente che aiuta dal punto di vista software a gestire la nostra operatività, e l'aeroporto è la soluzione che ci mette all'avanguardia da tanti punti di vista. Il mercato attualmente, per quanto riguarda questo settore, avrà un'operatività nell'ordine dei 43 miliardi di euro nei prossimi 5 anni, quindi c'è grande spazio per gestire un mercato sicuramente in espansione. Il nostro modello di business è dettato dal fatto che abbiamo questi prototipi che sono in via di definizione, che verranno proposti sul mercato a dei costi ovviamente qui elencati, ma il punto di forza sarà dato dal fatto che partiamo dalla progettazione per offrire un servizio e un elemento completo a necessità del cliente. Il team è strutturato da 10 persone, prevalentemente ingegneri di carattere aerospaziale. Ci tengo a precisare che uno dei team è operativo attualmente a Houston per sviluppare un velivolo da portare su Marte. Il nostro track record è molto ampio perché nonostante siamo nati a luglio del 2019 abbiamo fatto tante cose, acquisito asset, fatto degli accordi pre-commerciali, gestito gli accordi con l'aeroporto di Gorizia, gestito degli accordi commerciali con delle associazioni nazionali per operatività di monitoraggio costiero, inclusi nel Filotea Project per attività medicale, e poi anche un elemento essenziale che tengo sempre a precisare: abbiamo presentato un progetto all'Agenzia Aerospaziale Europea per portare il nostro velivolo sulla Luna e quindi effettuare dei sondaggi lunari.
E la sperimentazione su Torino poi sarà per noi molto importante, in quanto metterà in prima visione per la prima volta un'operatività di questi velivoli nel contesto medicale ospedaliero. La nostra roadmap fino al 2025 prevede una crescita del team fino a 45 persone ed un fatturato che dovrebbe arrivare nell'ordine dei 265 milioni di euro. Attualmente ovviamente siamo in una situazione di fundraising e attualmente la nostra impresa è stata E Daniele, hai ancora mezzo minuto, quindi se puoi concludere. Certo, valutazione pre-money di 2 milioni con 3 round di investimento come li vedete qui. I 3 round ovviamente porteranno un EBITDA di 124 milioni di euro e gli exit sono IPO, valutazione BP in base alla stima di crescita, esposizione al 30% di quote ad multinazionali. Concludo con il PAN, che è un nostro cavallo di battaglia, dove l'ESA ci sta approvando il progetto per portare il nostro velivolo per l'esplorazione spaziale. Io avrei finito. Grazie Daniele. Vediamo se c'è qualche domanda. Per il momento no, siamo nei 3 minuti, quindi se volete fare qualche domanda. Rompo il ghiaccio, Daniele. Dimmi tutto. Allora, la tua presentazione è cosmica. Fai tutto. Io mi preoccupo quando una startup vuol fare tutto, perché per definizione non si focalizza. E siccome il mercato è segmentato, c'è uno che vuole andare su Marte, uno che vuole fare, ti ho detto, la Saipem, eccetera, tu vuoi fare, la prima domanda che io ti faccio è, vuoi fare tecnologia o servizio? Perché in questo business è importante, no? Allora, principalmente la nostra impronta è fare tecnologia, quindi produrre industrialmente i prototipi che abbiamo definito. E non abbiamo escluso il servizio, perché ovviamente creando dei prototipi che saranno unici sul mercato, sicuramente ci saranno delle richieste per servizio, non permettendosi magari l'acquisto del velivolo dedicato. Io ho paura di questo. Perché, ma noi non... Sì, dimmi. Perché di fatto perdi efficacia. Il taglio è funzione del quadrato della superficie. Ti spanteghi e poi... allora, siamo sì una startup, però devi considerare che abbiamo acquisito un asset già esistente di un'azienda consolidata. Di conseguenza ci sentiamo abbastanza forti da poterci mettere sul mercato in maniera anche sicura. Se fosse la condizione in cui avevamo iniziato da zero, avrei anch'io questo timore. In questo momento invece ci sentiamo abbastanza sicuri perché le tecnologie e le competenze che abbiamo all'interno sono consolidate non da un anno, ma da una decina d'anni, se non più. Ok, ho un'altra domanda da Atos Nobile che chiede qual è il vostro partner ideale, quindi finanziario, di sinergia tecnologica, di sviluppo commerciale? E poi seconda domanda, che entità in percentuale di quote siete disponibili a cedere? Ok, allora il partner ideale attualmente ne abbiamo individuati 3, di carattere commerciale sicuramente per la distribuzione internazionale dei nostri prodotti, di carattere finanziario in quanto valutiamo assolutamente in questo momento l'entrata di stakeholder tecnologici che possono non solo apportare capitale ma ci possono affiancare anche per l'inclusione tecnologica. E quanta parte? Abbiamo previsto comunque un monte di cessione che può variare dal 10 al 30%, dipende ovviamente da quali siano le intenzioni e soprattutto ci focalizziamo su chi vuole credere nel nostro progetto di sviluppo e su chi vuole percorrere questo percorso ovviamente che ci porterà nello spazio, che è il nostro obiettivo. Ok, grazie a Daniele Gulic. Chiudiamo. Grazie a voi. Quindi chi vorrà approfondire poi appunto avrà già espresso la propria preferenza sul pannello partecipanti. E passiamo alla seconda startup, LIM, che viene presentata da Davide De Plano. Prego, Davide.
Eccoci qua, buongiorno a tutti. Davide Del Plano, uno dei soci di LIM. Parto con un video. Ecco, se mi sentite, adesso invece parto con la presentazione e vi vado a raccontare un po' chi siamo. Sostanzialmente l'IM è una realtà che ha sede a Sacile e si occupa di tecnologie wireless applicate all'edilizia e al design. Sostanzialmente quello che è la nostra mission è basato sulla semplificazione del modello interattivo tra uomo ed elettricità. In realtà nel video che avete visto si vede sicuramente molta luce, ma il pacchetto brevetti, il pacchetto prodotti che abbiamo è incentrato, diciamo, proprio sul nuovo modello interattivo più in generale legato alla diffusione dell'elettricità. Mentre la casa di ieri era, diciamo, caratterizzata da pochi elettrodomestici imposti statici, la casa di oggi e l'uomo di oggi è caratterizzato da N dispositivi che hanno bisogno di un'interazione quotidiana, particolarmente per quelli che sono i momenti di ricarica. Questo poi è amplificato da tutto quello che è la crescita e l'incremento dell'industria IoT. Quindi sostanzialmente diciamo, c'è un grosso cambiamento in quelli che sono gli home appliances, i dispositivi che quotidianamente utilizziamo, che induce ad un nuovo bisogno, il bisogno di un punto di alimentazione che sia ergonomico nell'accesso, quindi non più nella parte bassa della casa, ma possibilmente a un'altezza ergonomica, che sia sicuro, intuitivo ed immediato. In questo si aggiunge sicuramente anche quello che è il cambiamento della nuova generazione nella visione dell'abitare, che vuole soluzioni funzionali, tecnologiche, chiave in mano, ed ecco che andiamo a vedere quella che in realtà è la nostra intersezione prodotto. L'IM si posiziona in un mercato che, diciamo, ha come capisaldi sia la parte elettrico-illuminazione che elettronica di consumo, che comunque arredo design. Nasciamo nel 2017, per 2 anni facciamo in realtà ricerca, sviluppo e industrializzazione a porte chiuse, mentre l'anno scorso, nel 2019, abbiamo ufficialmente lanciato la nostra gamma prodotto al Salone del Mobile di Milano. Che cos'è la nostra gamma prodotto? La vediamo qui riassunta in quella che può essere appunto la presentazione di qualche minuto. Il prodotto principale è Ether, sostanzialmente, scusate, ho inavvertitamente attivato un link. Sostanzialmente è il nostro prodotto madre, quindi si tratta del prodotto brevettato a livello internazionale, sviluppato dalla nostra azienda, ed è quello che avete visto appunto nel video. Si tratta di un pannello in cartongesso elettrificato che permette di emettere energia fino a 15 watt di potenza in 12 volt, quindi parliamo di sostanzialmente ciò che diventa, una volta installato a parete, stuccato e pitturato, una presa della corrente invisibile, totalmente sicura in quanto di 12 volt, che può andare a ricaricare e ad alimentare un corpo illuminante wireless, quelli che avete appunto visto nel video, piuttosto che altri dispositivi come può essere uno smartphone, un iPhone, ma anche, diciamo,
tutta un'altra serie di accessori che nel quotidiano utilizziamo. Qui lo vediamo appunto abbinato in qualche ambientazione e legato a diversi corpi illuminanti wireless che noi abbiamo. Parte dell'offerta prodotto, diciamo, che si slega dal pannello integrabile nell'edilizia sono i quadri, sono un prodotto non integrato appunto a parete che rientra un po' più nel mondo arredo design, con delle peculiarità legate alla riconfigurabilità, quindi con punti di alimentazione che ci permettono di illuminare, di caricare il nostro telefono, dare luce da lettura e configurare il nostro oggetto come sempre vogliamo, quindi vediamo un'evoluzione del salone del mobile. E appunto se diciamo il pannello Ether e i quadri sono i nostri due pannelli, uno nell'edilizia e l'altro nell'eco design wireless, poi c'è tutto un mondo di accessori sempre sviluppati proprio da noi che coprono la gamma luce, ma anche ad esempio quella dell'audio, in quanto siamo in fase di lancio proprio a settembre il primo audio speaker wireless e Bluetooth totalmente made in Italy, utilizzabile, quindi ricaricabile sempre nei nostri pannelli, poi portabile con un semplice gesto, proprio come avete visto nel video, la luce è presa dalla parete e portata in un altro punto dove più serve. Lo stesso principio si applica appunto anche per quello che può essere strepito o suro, che è sempre un corpo illuminante dotato di batteria che diventa poi diciamo molto, molto tranquillamente una lampada da tavolo, vediamo quelle magari in caso ristorante piuttosto che in altri ambienti. Davide, hai ancora 40 secondi più o meno. Ok, il nostro obiettivo è quello di definire un nuovo standard di diffusione dell'energia. Come lo stiamo facendo? Vabbè, al di là di tutto quello che è stato il pacchetto brevetti e lo sviluppo che abbiamo fatto, con una collaborazione molto importante che è quella attivata quest'anno con la Knauf. Knauf è in realtà il leader mondiale nel mondo dell'edilizia a secco, abbiamo siglato un accordo di collaborazione con loro e ad oggi stiamo attivando in Italia un sistema di distribuzione che ci vede diciamo interessati e in piena collaborazione sia per la distribuzione edile che per la distribuzione arredo design. Ad oggi la società è composta sostanzialmente da 3 entità, diciamo 2 di queste sono i soci fondatori, di cui io, la terza entità è un board di soci investitori con i quali abbiamo appunto finalizzato un aumento di capitale l'anno scorso. Ok. Questo è il nostro team composto da 6 persone e io ho più o meno finito. Ok, grazie Davide. Non so se c'è qualche domanda da parte dei partecipanti. Quando è che hai fondato la società? Marzo del 2017. Neanche tanto. Beh, un pochettino... Ti conosco da piccolo, come sai. Sì. Infatti anche l'operazione appunto dell'anno scorso l'abbiamo poi fatta comunque in collaborazione col Polo, quindi Franco è bene al corrente. Hai fatto tutto giusto. A parte? A parte, adesso devi esplodere, porco d'un cane. Beh, diciamo che l'operazione con Knauf in realtà ci sta veramente, vabbè, contingenza Covid a parte, ci sta traghettando in un mercato nuovo, ma che sta dando veramente già tante risposte, nonostante appunto tutte le difficoltà legate a quello che è successo quest'anno. Hai possibilità in parallelo, dopo magari mi telefoni per raccontarmi degli accordi, per fare un percorso di accelerazione? Tu non sei più una startup, hai il prodotto, hai il canale, hai tutto. Sì, diciamo che adesso chiaramente quelli che sono i modelli di distribuzione li stiamo un po' testando anche noi, nel senso che come sappiamo non è detto che magari al 100% stiamo facendo le mosse giuste. Ci stiamo sicuramente stiamo muovendo in maniera importante e speriamo appunto che il canale e l'operatività che abbiamo scelto sia quella giusta. Ma puoi salire su un altro treno che ti trascina o no? Commercialmente parlando? Dai, me lo spieghi, telefono. Sì. Ecco Davide, una domanda di Carlo Squini di Unicorn Trainers Club che ti chiede che cosa state cercando nello specifico e poi se ci puoi dire qualcosa sul team, come è composto. Allora, vabbè, che cosa stiamo cercando? Noi l'anno scorso abbiamo fatto un aumento di capitale che ha visto appunto l'entrata di alcuni soci investitori, tra cui la Boost Heroes di Fabio Carnavale ed altri investitori privati istituzionali. Stiamo iniziando a pianificare un nuovo aumento di capitale per il 2021, quindi qualora ci fosse diciamo interesse nella società sotto un profilo
finanziario di investimento possiamo sicuramente parlarne, siamo aperti, anche se ad oggi non abbiamo i financials e le varie valutazioni, proprio perché saranno in fase di discussione di CDA nel mese di ottobre, quindi ben volentieri ne possiamo parlare. Per quanto riguarda la parte finanziaria questo, per quanto riguarda la parte sinergica di partnership, come dicevo, abbiamo già una partnership importante aperta con Knauf, ma diciamo che tutto quello che può essere network e partnership con altre aziende, diciamo, del settore tecnologico, dell'elettronica di consumo, è un qualcosa che al momento ci interessa. Noi stiamo sviluppando autonomamente alcuni prodotti, per quanto riguarda il mondo luce, per esempio, è tutto uno sviluppo autonomo. Per quanto riguarda l'audio speaker, stiamo portando avanti un progetto sempre autonomamente, con il nostro ufficio ricerca e sviluppo e consulenti esterni, ma come capite bene il mondo degli accessori di dispositivi sviluppabili è veramente ampio e non abbiamo la pretesa di farlo totalmente da soli. Questo per quanto riguarda cosa stiamo cercando. Per quanto riguarda il team, siamo attualmente in dicevo, 2 soci fondatori. Io mi occupo, diciamo, della supervisione della parte finanziaria, commerciale e marketing, mentre Andrea Carletti, che è il mio socio, segue tutta la parte di ricerca e sviluppo, tecnico e produzione, insieme chiaramente a tutte le decisioni strategiche di prodotto del corso aziendale. Abbiamo comunque la partecipazione a CDA di 2 amministratori che rappresentano la compagine, diciamo, degli investitori, ma che comunque attivamente seguono l'azienda e ci supportano e condividono le scelte di carattere amministrativo e finanziario. E a parte noi abbiamo un team ad oggi di 4 persone, una dedicata interamente ad amministrazione e finanza, una dedicata interamente allo sviluppo commerciale e quindi segue attivamente tutti gli agenti che abbiamo attivi in Italia, quelli che stiamo attivando in Europa, supervisiona, aiuta a supervisionare e coordinare la partnership con Knauf, che ci richiede comunque molta energia e molto tempo. E abbiamo poi una parte, diciamo, dedicata al back office e alla comunicazione. Okay. Scusa Davide, ma ti devo interrompere. Ho finito, e una dedicata alla ricerca e sviluppo. Grazie. Perfetto, ti ringrazio. Passiamo adesso all'ultima startup, Mobile Bridge, presenta Riccardo Mazzolo. Prego Riccardo. Ricordo sempre che potete esprimere la preferenza cliccando yes, oppure in caso abbiate problemi scrivendo a Lorenzo d'Andrea. Vai pure Riccardo, grazie. Grazie a te Enrico, buonasera a tutti, grazie per l'ospitalità e per l'opportunità. Dovreste vedere il mio schermo in questo momento. Io vi racconto Mobile Bridge, che è una startup di Molo 17, per la quale io mi occupo dello sviluppo del business. Il prodotto di Mobile Bridge si chiama TwinForce e, come vedete in sovraimpressione sullo schermo, si tratta di un gestore di produzione su misura. Partiamo dal problema identificato, che è sviluppare le potenzialità del MES. In questo momento chiunque si occupi di produzione vuole il MES, molti già ce l'hanno, in pochi lo utilizzano e sfruttano al meglio il suo potenziale. 3 principali verticali: la conoscenza e la divulgazione della stessa, la mobilità nell'utilizzo del prodotto all'interno della produzione e l'integrazione con altri sistemi informativi già presenti. Il dubbio che viene a questo tipo di risoluzione nel problema è personalizzare l'impianto software già esistente o fare dell'open innovation e aggiungere una nuova soluzione. Dal nostro punto di vista, la proposta di valore è aumentare l'esperienza dell'utente per la forza di lavoro, dando perciò una maggiore semplicità, un migliore supporto all'operazione sul campo e una velocità più immediata nell'utilizzo delle soluzioni per raccogliere le informazioni. Secondo noi, quindi, il miglior modo di risolvere il problema è ottimizzare il flusso delle informazioni. Ecco che arriva quindi la secret sauce, insomma la magia del nostro prodotto TwinForce, che si occupa di avanzamento della produzione in real time. Un primo grande aiuto per fare questo arriva dalle informazioni legate al processo manifatturiero a disposizione, a portata di mano per gli operatori, e il secondo punto molto interessante è la gestione del magazzino in maniera guidata.
Vi faccio vedere molto rapidamente un demo video che racconta alcune attività che vedete qui scritte e che seguiamo rapidamente nel video, per l'appunto, che vi farò vedere non in maniera completa, insomma, giusto per darvi un assaggio di quello che è il prodotto realizzato. Il prodotto gira su iPad, questa è la presentazione della user experience, qui possiamo vedere un'attività che viene avviata e viene presa in carico dall'operatore. Vengono, come vedete, selezionati i componenti da avviare e da inserire all'interno della macchina. Potete vedere che il design è particolarmente fresco e innovativo, perciò siamo di fronte fondamentalmente a un'app che potrebbe tranquillamente assomigliare all'ultimo gioco che avete scaricato all'interno del vostro telefono. E questo è molto molto importante per la qualità dell'esperienza degli utenti, che in questo caso sono gli operatori. Qui vediamo la consultazione della documentazione a bordo del dispositivo iPad, che è fornito in maniera rugged, perciò ha una cover che lo tutela dalla polvere e dagli urti, e l'interazione con la chiusura dell'attività in questo momento è in sovraimpressione. Potete vedere che quindi la presentazione è particolarmente veloce per cercare di dare una profondità quanto più ampia possibile, ma lo strumento è solido e facilmente navigabile. Qui andiamo a vedere la consultazione degli ordini di produzione. Ora, per non evitare, insomma la falce di Enrico che mi taglia, vado un po' avanti e vi faccio vedere il caricamento della merce, il prelievo degli articoli da magazzino interno, per arrivare alla fine alla consultazione delle giacenze. Ma insomma mi è sufficiente per darvi anticipo, un assaggio di quello che è il prodotto. Vi racconto un pochino ora il modello di business. Ci rivolgiamo a piccole e medie imprese sartoriali, che perciò fanno una produzione insomma su misura, che già adoperano o che vogliono implementare un MES. Vogliamo rivolgerci loro attraverso dei consulenti di processo, perché la nostra core strength, la nostra abilità più forte è l'essere integratori agile con esperienza di Lean. Il nostro go-to-market viene effettuato in partnership con dei venditori ERP, abbiamo già delle relazioni con Team System, Soft System e Navision, iniziate all'inizio del 2020. In termini di competizione, molto molto rapidamente è possibile competere con noi o costruendo internamente una soluzione, ma siamo più veloci in termini di tempo e costo, o comprando un bel prodotto tipo Kanban Box, ma noi siamo mobile first, offline e integrati, oppure customizzando il MES, andando però incontro a un rischio di vendor lock-in. Il team è appunto uno spin-off di Molo 17, le due verticali molto forti che vengono utilizzate dal team Molo sono la parte tecnica e la parte di processo, e siamo già stati aiutati nella divulgazione da Ditedi, da LEF e da Polo Tecnologico con alcuni eventi. Chiudo con alcuni KPI, abbiamo già una cinquantina di licenze installate con 30.000 euro di fatturato, alcuni obiettivi di crescita. L'ultima slide vi racconta la roadmap, ovvero abbiamo già 2 installazioni effettuate, arrivano nel 2020 delle integrazioni di qualità e di hardware. Abbiamo un bel bundle con ProGlove, che è un fornitore di un guanto che viene venduto anche a Volkswagen e che sostanzialmente sostituisce la pistola spuntacogli. Con questo ho terminato e vi ringrazio per l'attenzione, sono qui per le vostre domande. Grazie Riccardo, hai finito anche prima, quindi non c'è stato bisogno di tagliarti. Ho una domanda da Assembleato Nobile che ti chiede quali sono secondo te i vantaggi del vostro prodotto rispetto ai principali competitor. Torno volentieri allora sulla slide, visto che ho risparmiato un po' di tempo prima per commentare la slide appunto dei competitor. Dal nostro punto di vista il nostro prodotto può essere o sostituito con una totale costruzione di un custom software interno, perciò uno decide o di svilupparselo con degli sviluppatori interni o di pagare una software house per costruirsi un software su misura. Però questo è più costoso e ci mette molto più tempo, insomma, noi siamo già pronti. Oppure è possibile utilizzare un workforce manager come Kanban Box, solo che questo tipo di soluzione non è mobile first, non è offline, noi funzioniamo molto bene anche in condizioni di scarsa connettività, e non è integrato soprattutto con gli altri sistemi informativi presenti all'interno dell'azienda. L'ultimo punto è quello di rivolgersi al fornitore di software MES e chiedergli fondamentalmente delle customizzazioni. Questo tipo di soluzioni solitamente sono un po' più costose, perché appunto il produttore del software tendenzialmente preferisce vendere il proprio pacchetto in maniera integrale, e poi soprattutto il problema del vendor lock-in
consta nella difficoltà di avere una strategia win-win dal giorno zero, perché il produttore del MES cercherà sicuramente di creare una soluzione che sia buona anche per altre realtà. Ok, grazie. Vediamo se c'è qualche altra domanda nel frattempo. Al momento no. Quanto costa? Costa in questo momento con un approccio as a service, perciò c'è una cifra annuale per licenza, per operatore. In questo momento siamo intorno ai 700 euro per operatore all'anno. Io di solito do dei suggerimenti, ma al di là di così, essere seccato di questa imitation di Buffy, che mi dà un fastidio. Ce li avevo anch'io scuri una volta. Ma tutto giusto. Cioè, non ti chiedo di cosa hai bisogno, l'hai detto tu. Scusa, piccolo suggerimento. Industry 4.0, come si coniuga? Noi ci riteniamo un ottimo agente di nicchia, perciò racconto un piccolo caso d'uso che è Zago Power, che ci racconta che implementando TwinForce ha fatto il 25% del lavoro, perciò il 50% del lavoro è stato fatto dall'acquisizione di macchinari Industry 4.0, 25% del lavoro è stato fatto dall'implementazione totale della Lean all'interno della produzione, e con il nostro 25% governa questo cambiamento che gli ha consentito di aumentare la produzione e il fatturato del 30%. Ok, ma a livello di per sé il tuo software con l'iPad diventa un pacchetto iperammortizzabile? Sì. Pensiamoci, perché se è così gli costa meno. Assolutamente. Il software è un po' un casino, però se tu ne metti parte residente come se fosse embedded sull'iPad rugged, possiamo farci venire delle fantasie. Lo stiamo già facendo con Zago Power. Ma gli hai detto che può fare l'autocertificazione e pagare meno? Ma sai che secondo me lo sta già facendo, però mi cogli impreparato e ti informo. Così è un aspetto creativo, non avendo altri suggerimenti. Rispondo allora alla domanda nidificata: cerchiamo middleman, perciò consulenti di processo, e produttori di MES con i quali integrarci ulteriormente, e piccole e medie imprese che fanno produzione custom con le quali dialogare. Ok, grazie Riccardo. A voi. Quindi chiudiamo la sessione delle presentazioni delle 3 startup. Quindi vi ricordo domani l'appuntamento sempre con la settimana delle startup alle 17. Domani si presenteranno Friul Dev, Friul Innova e Legalai. Modererà Francesco Contin di Tedi. Quindi vi aspettiamo domani. Io vi saluto e vi invito a rimanere, perché verrete dislocati appunto nelle room di approfondimento con le 3 startup per le quali avete espresso preferenza. Grazie a tutti e arrivederci.